nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pitiam, o dulcis Virgo Maria. Siamo con il canto numero 445. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Tutto il mondo annuncia te, tu l'hai fatto come un segno, ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Dio sta nella sua santa dimora. A chi è solo fa abitare una casa, dà forza e vigore al suo popolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Nel cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. Effondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi trovano? Lontano da te il fare morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne trovo 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne trovo 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20.
rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si addiri, mio Signore, se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti, mediante la fede, nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. È una grazia immensa poter partecipare al sacrificio eucaristico. Volesse il cielo che tutti i cristiani facessero questo atto di fede nel giorno del Signore, la domenica. L'Eucaristia, ricordiamolo, è il memoriale perpetuo della passione del Figlio di Dio. In virtù dello Spirito che trasforma le offerte del pane e del vino nel corpo di Gesù, essa ci dà la possibilità di condividere il pane vivo disceso dal cielo alla mensa del Signore, fratello e Salvatore nostro. Il Salmo 67, che ci ha introdotto la Santa Messa, afferma che Dio sta nella sua santa dimora e attende i poveri nella sua casa e dà forza e vigore ai credenti che attendono la sua chiamata. Alle parole del Salmo, all'invocazione del perdono, al canto del Gloria, la preghiera sacerdotale ha messo in evidenza il mistero filiale di Cristo, che col suo Spirito cresciamo nell'esperienza del suo amore. L'amore della Santissima Trinità nei nostri confronti viene conosciuto dalla parola di Dio nel brano del libro della Genesi, nella lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi e nel Vangelo secondo Luca. La pazienza di Dio, il suo ascolto pieno di comprensione, la sua disponibilità a cedere più volte alle richieste di Abramo, l'abbiamo compreso nella lettura della Genesi. Il buon Dio, che conosce il bene e il male degli uomini, vuole rendersi veramente conto del grave peccato commesso dagli abitanti di Sodoma e Gomorra. Abramo interviene a favore delle due città, proponendo la possibilità di trovare 50, 45, 40, 30, 20, 10 giusti. Purtroppo Dio e anche Abramo deve constatare che i giusti proposti non vi erano e quindi interviene Dio con il severo castigo, la distruzione di Sodoma e Gomorra, facendo scendere dal cielo zolfo e fuoco, colpendo tutti i loro abitanti, tutta la pianura e la vegetazione del territorio. Il Salmo 137 ha espresso come Dio è sempre disponibile ad esaudire i buoni. Per questo noi siamo chiamati a ringraziare il Signore con tutto il cuore. Sì, fratelli e sorelle,
Rendiamo grazie a Dio per la sua fedeltà e la sua misericordia e per la nostra obbedienza alla parola di Dio. E San Paolo conforta i Colossesi perché risuscitati col battesimo per la fede espressa e vissuta. I nostri peccati sono stati perdonati e sono perdonati quando li confessiamo ai ministri della Chiesa col proposito di non più peccare, anche se per la nostra debolezza e fragilità ricadiamo, ma sempre pronti a risorgere grazie al sacramento della penitenza, che da morti siamo risorti per la salvezza, per la morte di Cristo. E dal Vangelo secondo Luca noi riconosciamo che Gesù è il nostro maestro di preghiera, il nostro esempio di preghiera. Il Padre nostro ci dice quello che dobbiamo chiedere. Preghiamo senza timore, con assoluto abbandono, per comprendere la bontà di Dio, gustare la bontà di Dio, la grazia di Dio. Siamo sempre disponibili a dare a coloro che chiedono, a trovare quello che ci chiedono e a bussare per trovare sempre la porta aperta della disponibilità. Proclamiamo e viviamo le verità della nostra fede. Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo. Pilato, morì e fu sepolto, e terzo giorno è risuscitato. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e del Figlio, e con il Padre e il Figlio è dato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, solo battesimo per il perdono dei peccati,
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Il Signore ci invita a chiedere, a cercare e a bussare. Chiediamo aiuto allo Spirito Santo perché ci ispiri una preghiera capace di salire verso il cielo e di giungere al Padre. Preghiamo insieme. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, come Abramo, sappia sempre intercedere presso Dio per la salvezza dell'umanità intera. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per i nonni e gli anziani, in occasione della giornata loro dedicata, trovino nella fede sostegno alla debolezza dell'età, conforto nella solitudine, certezza della vita eterna. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per i giovani che in questi giorni celebrano il loro giubileo, guardando al Signore, trovino in Lui la risposta alle loro domande di senso e di felicità. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per i governanti di ogni parte del mondo, non ostacolino i fedeli cristiani nel loro diritto di professare la loro fede e di pregare liberamente. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per ciascuno di noi, in questo tempo di riposo e di distensione estiva, ognuno si prenda cura nella preghiera della propria relazione con il Signore. Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Concedici, o Signore, di rimanere sempre uniti a Te, affinché la nostra preghiera, guidata dallo Spirito, possa fare breccia nel cuore del Padre, che vive e regna con Te nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, d'ogni nostra colpa, purificaci d'ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, e dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili
alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Ricordiamo i nonni, gli anziani, i giovani. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo un gesto di pace. Agnello di Dio, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo, del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, e fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il canto numero 296. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo pane
della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù, il pane che mangiamo, fratelli, ci farà. Intorno a questo altare l'amore crescerà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento
memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Questa domenica, come ho già detto, si ricordano i nonni e gli anziani. È la quinta giornata mondiale per loro, voluta da Papa Francesco. Martedì 29 luglio alle ore 18, rosario per i giovani, io aggiungo, con i giovani se è possibile. Sabato 2 agosto, l'indulgenza plenaria ottenuta da San Francesco di Assisi per la chiesetta della Porziuncola, estesa poi alle chiese francescane, ora anche alle parrocchie. Le condizioni per ottenere l'indulgenza sono: visita una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana, recita del Padre Nostro e del Credo, confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale. E l'indulgenza può essere applicata sia per i vivi che in suffragio dei defunti. Ricordo ancora che prossimamente c'è il pellegrinaggio notturno di Santa Chiara di Assisi, l'11 agosto, un percorso che rievoca attraverso i testi, i canti e le preghiere che intervallano la notte, la fuga di Chiara per incontrare il Signore e vivere con Lui nella clausura di Sant'Amiano. Un'esperienza bella e coinvolgente da Gemona a Moggio Udinese per i più allenati, dal santuario di Gemona per gli altri, dal Duomo di Menzone, con un percorso che si snoda in gran parte sulla pista ciclabile. La distanza da Gemona è di 22 chilometri, da Menzone 16, adatta a quasi tutti. Dettagli in bacheca. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate, vivete in pace. Auguri ai nonni e agli anziani. Da dove comincia l'età dell'anzianità, penso a 80. Al tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida